Solo la lotteria dei calci di rigore ha negato una clamorosa rimonta in Coppa Italia contro il Monforte San Giorgio Valle del Mela. Adesso per il Città di Villafranca è tempo di esordire in campionato i biancoverdi in promozione sul campo del Città di Galati, padroni di casa reduci a loro volta all'eliminazione in Coppa Maturata contro l'Orlandina. Ad arbitrare la partita il signor Sebastiano Antoci di Palermo, coadiuvato da Armando Rando di Messina e Giuseppe Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto. Le formazioni entrano in campo, noi vi diamo lettura dei 22: Città di Galati di Pane, Truglio, Drago, Cicero, Truglio Tommaso, Campisi, Frisenda, Parafioriti, Venuto, Serio e Vicario. Risponde il Città di Villafranca, Taranto, Mazzeo, Ogbonda, Cordima, Romeo, Costa, Bella Macina, Guccione, Marco Libro, Di Vincenzo, Riccardo Libro. Si parte allora col film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Francesco Morabido. Al terzo, conclusione di Riccardo Libro. Di Pane dice di no e pare in due tempi. Minuto 7, ancora Città di Villafranca che sembra aver iniziato meglio. Mazzeo mette per Di Vincenzo, la Riccardo Libro che trova il gol, ma è tutto fermo per la posizione di fuorigioco. Minuto 15, sempre Città di Villafranca, calcio d'angolo, Cordima sul secondo palo, la rimette dentro, in rovesciata Di Vincenzo non trova la porta. Gli ospiti si fanno preferire per larga parte del primo tempo. Qui Marco Libro riceve da Bella Macina, salta un avversario, Libro poi la imbuca in area dove c'è Guccione, il pallone direttamente sull'esterno della rete. Dicevamo meglio il Città di Villafranca, cinico invece il Città di Galati, palla avvenuto che dalla fascia grossa arriva Serio che fa così 1-0, si sblocca il risultato, avanti i padroni di casa nonostante le tante occasioni del Città di Villafranca che adesso va in blackout. Qui il pallone in area di rigore, riesce a fare buona guardia all'estremo difensore Taranto. Minuto 38, torna a spingere il Città di Villafranca, il pallone dalla sinistra finisce in area di rigore, c'è un batti ribatti, poi arriva una conclusione, il pallone trema e Guccione a colpire il legno. L'ex Messina non trova il gol del pareggio, calcio di punizione per il Città di Galati, il pallone rimane buono per Serio che va alla conclusione direttamente sul fondo. Minuto 40, ancora i padroni di casa, il lancio in zona Venuto che va a calciare, c'è l'uscita da parte del portiere Taranto e la sfera si perde fuori. Minuto 45, ultima occasione per chi conduce, ancora in avanti infatti il Città di Galati con Frisenda che si prende il possesso sulla seconda palla, colpisce forte col destro, non trova la porta. Termina il primo tempo, gara frizzante, meglio nella prima parte del primo tempo il Città di Villafranca che però perde 1-0, complice il gol di Serio al 27esimo, avanti il Città di Galati. Subito cambia al 45esimo, entra Gemellaro, esce Marco Mazzeo 53esimo, tocca Jacobu per Guccione 58esimo, il pallone rimane al limite dove Riccardo Libro è una sentenza, la spedisce all'angolino basso, ha pareggiato il Città di Villafranca. Dall'altra parte però si apre letteralmente la partita, si apre anche la chance del Città di Galati con Truglio tra le braccia di Taranto 65esimo, ancora un episodio, Parafioriti spinge Bella Macina, si becca il secondo cartellino giallo, si becca allora il cartellino rosso, rimane in 10 uomini il Città di Galati che dopo aver subito il pareggio adesso deve fare i conti con l'inferiorità numerica. 67esimo, 1-2 tra Riccardo e Marco Libro, c'è la conclusione che viene però sventata da Di Pane. Triplo cambio in casa Città di Villafranca tra il 73esimo e l'86esimo, dentro Mazzeo, Visconti e Mangano per Di Vincenzo, Riccardo Libro e Costa. 88esimo, lancio per il neo entrato Alessandro in casa Città di Galati, il pallone viene calciato verso la porta, finisce però alto. Minuto 93, il Città di Villafranca ha voglia di conquistare i 3 punti, azione per vie centrali, Fabio Mazzeo va a calciare, lo fa bene, sventa in calcio d'angolo Di Pane, ma ancora all'arrembaggi biancoverdi. Minuto 94, grazie anche all'uomo in più, la sfera finisce in mezzo e svetta Prince Ogbonda. 1-2 Città di Villafranca, una rimonta che si chiude nel migliore dei modi, che si chiude con la prima vittoria in campionato per la formazione del duo tecnico Cannao Mazzeo che ribalta il Città di Galati e conquista dunque i 3 punti. Finisce così, finisce 1-2. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.